di azzurro al lupo ululante, la coda all'insù, di nero al lumato di rosso, passante sulla collina d'oro. Sono queste le parole scelte per descrivere lo stemma di un antico borgo piemontese, Montelupo Albese. Siamo nelle Langhe, in provincia di Cuneo, in un luogo profondamente intriso di miti e leggende. Un luogo le cui viscere sono intimamente legate alla figura di un animale che, nella storia dell'uomo, ha fatto tanto parlare di sé. Stiamo parlando naturalmente del lupo. Si racconta infatti che l'origine di questo borgo sia da attribuire ad una vasta popolazione di lupi che in tempi remoti abitavano questo territorio. Ma perché proprio il lupo? Il lupo è un animale che la storia ricorda bene. Un ricordo che se potessimo scomporre in tante piccole parti non apparirebbe come un lungo e ininterrotto filone narrativo, quanto più come una serie di racconti, racconti che narrano di come la storia del lupo sia intimamente collegata alla storia dell'uomo. La leggenda di fondazione di Montelupo Albese allora non può che essere un altro racconto di questa lunghissima serie di racconti. Pensiamo alla figura del lupo nella nostra società. Cosa vi viene in mente? Tatuaggi, film, libri, canzoni, poster e amuleti, tutti dedicati proprio alla figura di questo splendido animale. È come se il lupo fosse stato in qualche modo rivalutato culturalmente. Da nemico giurato di allevatori e contadini, la sua figura è stata riconosciuta da molti come la personificazione della libertà, un totem a cui rivolgersi per poter comprendere i moti della natura e dello spirito. Un'anima selvaggia più che un animale in carne e ossa, in cui poter proprio ritrovare quell'essenza che, soffocata forse tra le strade cittadine, rappresenta il randaggio canto dello spirito. Ma non è sempre stato così. Se per gli antichi la comparsa di un lupo in città rappresentava un vero e proprio prodigium, un prodigio in grado di sconvolgere la pace che l'uomo si era duramente guadagnato con gli dei, fu nel Medioevo che il lupo assurse definitivamente allo scomodo ruolo di portatore di morte e sciagure. Basti pensare che durante l'impero carolingio su tutto il territorio europeo si assistette alla nascita di una fitta rete di lupari, vere e proprie stazioni di caccia ai lupi, per non parlare poi dei numerosi bandi emessi da Carlo Magno che ne promuovevano lo sterminio. Quando poi l'intervento umano sembrava venir meno, ecco che si ricorreva a formule magiche o all'intervento di un santo. È proprio da questo punto che il lupo, piano piano, incomincia ad essere visto come compagno fidato di streghe e maghi, ripugnante creatura della notte rigettata dall'inferno per tormentare gli abitanti dei villaggi, per collaborare e proteggere le streghe durante i loro oscuri rituali sabbatici. In altre parole, il lupo, in un lungo processo di demonizzazione, incomincia ad essere visto come una creatura al servizio del diavolo. Ed è proprio in questo punto che la nostra storia si congiunge. Il Piemonte, lo sappiamo bene ormai, è sempre stato terra di masche. In altre storie vi abbiamo raccontato di masche che, avvinte dal potere dell'immortalità, tramutarono il proprio corpo in quello di un gatto, come nel piccolo borgo di Chiesale. Ma vi sono state anche alcune masche che, in pieno stile medievale, hanno tramutato il proprio corpo in quello di un lupo. Non si può escludere, dunque, che nella storia di oggi del piccolo comune di Montelupo Albese, fondato, secondo la leggenda, proprio da un'antica popolazione di lupi, non vi sia ancora una volta lo zampino delle masche. Non lo sappiamo e nessuno lo dice, ma il comune di Montelupo Albese ha voluto rendere giustizia a questa leggenda chiedendo a vari artisti di creare alcuni murales che raccontassero tutte quelle storie in cui il lupo vi è protagonista. I murales, sparsi in tutto il borgo, rappresentano un modo sano di recuperare una tradizione che fortunatamente qualcuno ancora ricorda, qualcuno ha tramandato. È grazie a ciò che noi possiamo raccontarvi oggi questa storia.
La risa è appena cascata dall'altalena. Non è vero. Sì, è verissimo. Non è che sono Purtroppo cascata non l'ho dall'altalena. ripreso. No, no, non ci sono mai arrivata sull'altalena per poterci Ma poi è cascare. cascata a rallentatore tipo... Dura da 10 minuti sta caduta. Perché era scivolosa, cioè queste panchine. Sì, Panchine. altalene sono scivolose, quindi sono cascate per questi Smettila, 15 dai. centimetri. Smettila di... Che c'è? Mo caschi pure tu. Smettila di buttarci in mezzo a queste storie. Cioè, Sono scivolose, di qua, sono di là. scivolose. Sei seduta, hai lisciato la seduta e sei andata lunga. Questo così è stata la storia. Sono scivolose, ecco come è arrivato, ci ha versato l'olio. Siamo nelle Langhe, in provincia di Cuneo, in un luogo profondamente intriso di miti e leggende.